Una mostra unica fatta sui Corami è il risultato di un mio sogno personale, data la frequentazione di questo magnifico palazzo, dove si vedono ancora i cornicioni, dove sottostante a questi stavano i magnifici Corami comprati, acquistati a centinaia di pelli presso Roma, Bologna, Venezia, dalla famiglia Gonzaga. È un manufatto, il Corame, lavorato, argentato, dorato spesse volte, con temi diversi, è acquisito da tutta la famiglia Gonzaga nei 4 secoli, a partire dal primo documento che abbiamo del 1464, quando il cardinale Francesco da Roma manda come omaggio alla mamma Barbara di Brandeburgo, con una lettera accompagnatoria, 4 spalere di cuoio cordovano rosso, e siamo neanche a metà del secolo XV. Poi continuerà la storia con il papà che acquisterà altri Corami, e poi arriviamo alla grande Isabella, che sarà, diciamo, come dice lei, insaziabile nella compra, nell'acquisto di questi Corami, cui coprirà tutte le pareti. Abbiamo anche dei pagamenti effettuati a Lorenzo Leonbruno nei documenti esposti nella mostra, che è ricca anche di molti documenti precisi acquisiti dall'Archivio di Stato di Mantova, che generosamente ce l'ha prestati. In più abbiamo avuto musei prestatori con pezzi eccezionali, ma anche un prestito generoso da parte dei collezionisti privati. Questa è la prima mostra di un anno dedicato all'arte di vivere. L'arte di vivere tanto ci riguarda tutti, no? E quindi riguarda il nostro presente, però può anche essere imparata un pochino dal nostro passato, in questo caso dagli oggetti, dalle cose. Le cose che abbiamo raccolto qui sono queste fantastiche pareti realizzate in oro, in argento, in smalto, con una cura, un'acribia, un amore per il dettaglio assolutamente straordinario, che esprimevano un modo di vivere, uno stile, che in fondo si è, come dire, mantenuto nel tempo e che rappresenta una delle caratteristiche di questa città. È veramente un viaggio nel tempo e un modo di guardare Palazzo Te come in fondo da secoli non poteva essere visto. Per poter capire la complessità di questa costruzione abbiamo ricostruito una bottega con tutti i timbri, i punzoni, tutte le materie che venivano utilizzate, molto umili, e che però poi alla fine splendevano. Fino a giugno ci sarà questa mostra e poi in ottobre partirà una seconda mostra, sempre sugli oggetti, sul design di Giulio Romano, cioè su questa capacità di creare oggetti magici, oggetti che non solo ti fanno mangiare a tavola, ma poi ti fanno anche un po' volare.